Hey Dad, it's 4 o'clock in the morning. I just left the kid. Io ho fatto per 30 anni, ho gestito questo locale dove siamo appunto adesso, poi per un insieme di cose avevo pensato di dare un attimo di tregua alla mia attività. Dopo alcuni anni ho trovato appunto dei soci volenterosi, abbiamo formato una cooperativa di soci appunto lavoratori e abbiamo pensato di riaprire questo locale come osteria del Durello, perché per valorizzare intanto il prodotto autoctono delle nostre zone. Siamo in Val d'Alpone naturalmente, vicino a Soave, giusto per rendere conto, ai piedi dei Lessini. La valle è una valle interessante, merita di essere visitata. Abbiamo il museo di Boica, famoso in tutto il mondo per i fossili, ma anche territorio dove viene prodotto appunto il Durello. E niente, siamo riusciti assieme al consorzio appunto del Durello a coinvolgere tutte le... Erano 24 all'inizio, adesso ci fa solo piacere perché sono aumentate di altre 2-3 unità proprio sentendo questo progetto, quindi vuol dire che la gente ci sta credendo, noi ci abbiamo già creduto, adesso tocca a noi impegnarci, far bene e sperare che la gente venga e che, come abbiamo già pubblicizzato sul nostro sito di Facebook, devono entrare come clienti e uscire come amici. Ecco, questo è il nostro intento, questa è la nostra filosofia. Da oggi abbiamo cercato intanto di valorizzare solamente i nostri prodotti, quindi ci sono i formaggi della valle, i salumi delle valli con i vari stuzzichini, poi più tardi vediamo l'affluenza, faremo anche un risottino più tardi con il Monte Veronese, rosmarino e Durello appunto. Tostare il riso, sfumare con il Durello, lasciare che evapori tutto il vino perché non si senta il sapore appunto del vino, cioè deve rimanere il profumo ma non l'acidità, l'alcol del vino. Poi man mano aggiungere del buon brodo di carne, si porta a cottura 15-16 minuti, dipende dal tipo di riso, consigliamo o Carnaroli o Vialone Nano. Alla fine fuori dal fuoco aggiunta di Monte Veronese tagliato a cubettini, un po' di formaggio grana, classico grana, e poi rosmarino e mantecare per bene e lasciarlo all'onda. Tutto lì. Start to move the